Secondo numerosi scrittori, filosofi, psicologi, l'attività creativa di una persona viene influenzata fondamentalmente dalle prime esperienze della vita, dalle prime domande, dall'ambiente in cui è cresciuto. Ecco, quanto ti ha influenzato l'ambiente in cui sei cresciuto, diciamo, nella tua attività di scrittore? Sono cose difficili da dire, ma comunque anch'io sono perfettamente convinto che le impressioni, diciamo, soprattutto le grosse impressioni dei primi anni siano definitive, no? Perché sono la base della formazione dell'inconscio e l'inconscio è quell'entità misteriosa che finisce con l'allungare la sua ombra su tutta la nostra vita. Io comincio ad avere ricordi abbastanza precisi a 2 anni e mezzo, 3 pressappoco. Ricordo per esempio che avevo uno zio farmacista che poi è morto in un incidente di motocicletta, il quale mi voleva portare su un lago, su una barca. Io piangevo a rotta di collo perché non volevo sapere dell'acqua. E questa è una cosa che mi è rimasta per sempre. Io ho paura dell'acqua, non sarei mai diventato un marinaio, non ho imparato a nuotare bene, ho imparato a nuotare, però non nuoto bene, quindi se mi trovassi veramente in pericolo affonderei subito come un sasso, no? È un'esperienza che ho anche fatto a Marina di Pisa un paio di volte. Sono riuscito a correre il pericolo di affogare 2 volte in un solo pomeriggio e quindi è una specie di record. Comunque a 3 anni veramente, insomma, io comincio ad avere ricordi molto precisi e la mia infanzia è stata anche abbastanza curiosa perché l'ho passata per buona parte non con la mia famiglia, ma con la famiglia di mio nonno materno, che appunto aveva avuto quella disgrazia a cui accennavo prima, no? La morte di un figlio giovanissimo, a 27 anni, laureato da poco in farmacia, era farmacista del Sano Decimo e fu una tragedia grossissima, soprattutto per mia nonna. Mio nonno aveva un temperamento più incline alla rassegnazione. Era un saggio mio nonno, era un uomo colto, era anche un po' uno scrittore, poeta, insomma, si occupava di toponomastica, era giudice di pace. Era un uomo complesso che naturalmente non sopportò con estrema facilità questa grande disgrazia familiare, però riuscì a interiorizzarla e ad avvolgerla, diciamo, di un alone filosofico, quindi riuscì a sopportarla meglio. Invece mia nonna aveva un carattere, non dico isterico, ma insomma un po' difficile, no? E quindi questa tragedia per lei era il crollo di un mito, perché lei, come spesso accadeva un tempo, aveva il mito del maschio e dopo 2 femmine aveva avuto il maschio e lo aveva fatto studiare, era riuscita a comprargli la farmacia, quindi insomma lei era entrata in una specie di Eden, no? Perché aveva realizzato tutti i suoi sogni. Infine questi sogni sono stati distrutti dalla disgrazia e sembrava che fosse sul punto di impazzire quasi. E io fui la sua salvezza perché si rivolse a mia madre e dice: "Tu hai già 3 figli, dammene uno che tenga un po' il posto del morto." Era una nonna molto giovane, no, quindi avere un bambino di 3 anni per casa, per lei era un'ancora di salvezza. E così io andai ad abitare con lei e con mio nonno in una bella casa di Tricesimo, una villa di Tricesimo, la Villa Broidi. E era grandissima per 3 persone soltanto.
per me era una specie di labirinto, no? E mi piaceva scoprire le stanze, i mobili, i libri di mio nonno, insomma, mi attiravano, non sapevo leggere, però mi attiravano già. E le tende gialle che c'erano, il traffico sulla Pontebana, era molto vicino alla Pontebana. Quindi io pian piano scoprì questa casa che mi piaceva moltissimo. Ma anche per me, insomma, il paradiso durò molto poco, perché questa casa era in affitto, apparteneva a un impresario che fallì. Quindi fu costretto a vendere la casa e mio nonno furono costretti a cambiare di casa. Trovarono una casa al di là della strada, quindi fu, diciamo, un trasbordo poco trafficato, però era sempre un trasbordo e soprattutto era un trasbordo in una casa molto meno bella. Sia l'una che l'altra esistono ancora, no? Una è in alto, sopra la strada, l'altra è in basso, o comunque a livello della strada, ma con un cortile più in basso. Però nella nuova casa io mi trovai meglio che in quella vecchia, in qualche modo, perché sotto di me abitava la padrona di casa che aveva una quantità di figli, alcuni già grandi. Uno era già prete, un'altra monaca, e provo a immaginare che tipo di famiglia fosse. Ma c'era una serie di bambine, di ragazze, eh, che erano un po' assatanate, un po' indemoniate, no? Cioè erano piene di una vitalità incredibile, insomma. Anche di una vitalità senza che loro se ne rendessero conto, e io neppure, di tipo erotica, in fondo, no? E così io ero un bambino beato tra le donne, insomma, un po' coccolato, un po' combattuto, un po' avversato, però sono cresciuto in questo ambiente carico di femminilità. Erano anche belle bambine, belle ragazze. E ce n'era una che mi raccontava delle storie. Sai com'era la civiltà contadina, no? Era piena di storie, spesso lugubri, storie di morti, storie di apparizioni, storie di fantasmi, storie di trapassati che tornavano tra i vivi e così, insomma. C'è bien l'usor di lune plene, un vif e un war che vanno insieme, no? Una delle prime storie che mi è stata raccontata è questa, di un contadino che esce con la luna piena e a un certo punto gli si avvicina una persona che lui credeva uno sconosciuto, invece era un fantasma. E a un certo punto questo fantasma dice le parole che ho citato prima, no? Che è anche un'immagine poetica. C'è viene gnò di lune plene, un vif e un ward che vanno insieme. Bellissimo, no? E sono cose che suggestionano la fantasia dei bambini. Poi mi parlavano di mostri o comunque di personaggi diabolici che percorrevano la notte. C'era la Marida Gnot, per esempio, che si impadroniva dei bambini. Adesso ci sono ancora dei mostri che si impadroniscono dei bambini, li rapiscono, non si sa per dove sono finiti, li cercano per mesi, a volte li trovano morti, no? E quindi sta Marida Gnot era evidentemente la personificazione di un fatto che talvolta si verificava nella società, persino nella società contadina. E poi, insomma, tante altre storie. Diciamo che la prima cultura che io assimilai prima di andare a scuola, anzi, insomma, vedrai che la mia scuola elementare è di tipo del tutto particolare, ma cominciai ad assorbire, io ero molto recettivo, no? Sentivo, insomma, le cose che mi venivano dette le apprendevo, avevo una memoria di ferro a quei tempi. E così assorbivo la civiltà contadina
con tutto quel contorno di favole, di miti, di superstizioni, eccetera, che la circonda, no? Anche la religione, io l'ho presa in modi molto superstiziosi, perché era qualcosa di formale, no? Secondo la mia opinione generale, i contadini sono più o meno dei panteisti, no? Cioè sono a contatto con la natura, vedono le messi, frutto del loro lavoro, ma soprattutto frutto della terra, delle capacità generative della terra. Quindi sanno che nella terra, nelle messi, nei frutti, c'è qualche cosa che loro non capiscono e che circondano di un velo di divinità, insomma. A me sembra un'espressione tipica del panteismo, che non si sa bene cosa sia, però insomma è qualche cosa che evidentemente io ho assimilato, non dico con latte materno, però nei miei primissimi anni, nel mio rapporto con la natura, era un rapporto di tipo sacrale, di tipo religioso. Io ho cominciato prestissimo a correre per i campi. Nei primi tempi mi tenevo al cortile nelle zone vicine a casa, no? Poi a 4 anni, 5 anni ho cominciato a espandere un pochino il mio mondo, a prendere contatto con la campagna, con la natura, e anch'io sentivo pressappoco quello che sentivano i contadini, insomma. È abbastanza giusto, penso, dire che la mia prima educazione la ricevetti dalla civiltà contadina e dalla natura, certamente, che pian piano sono venuto scoprendo, però sono venuto scoprendo molto presto anche la cultura. E in genere, sai, si impara a leggere e a scrivere a scuola, no? Alle scuole elementari. E diciamo che io verso gli anni 4 e mezzo, 5, così, ho cominciato a imparare a scrivere da solo praticamente. Mi ricordo che mia nonna aveva un vaso di fagioli secchi e uno anche di lenticchie, no? O di piselli, di cedere, come si dice in friulano, no? I piselli secchi tagliati a metà. E con quelli componevo le parole, le copiavo dai titoli dei giornali, mio nonno comprava 2 giornali tutti i giorni, e io copiavo dai titoli dei giornali e imparai a scrivere così con le maiuscole e imparai anche a leggere pian pianino. Quando fu ora di andare in prima elementare, no? Mia nonna disse, o mio nonno, non mi ricordo bene, ma tu non andare a scuola che il fratello, è sacerdote che insegna in prima, no? Allora feci l'esame per la seconda, ma nella seconda si ripeteva la storia della prima, cioè imparai le cose per conto mio, no? Mia madre poi era maestra elementare, veniva a trovarmi una volta da Udine, veniva a Tricesimo, veniva a trovarmi una volta per settimana, mi portava i compiti da fare, portava, non so, i problemi, i temi, i riassunti, eccetera. Io li facevo rapidissimamente, no? Perché ero piuttosto impaziente, e mio nonno a volte li controllava, a volte no, perché non aveva tempo, e così io continuavo a venire su allo stato brado, insomma, come un puledro selvaggio in Maremma, no? Nel 1944 vennero in Italia i cosacchi portati dai tedeschi, no? Che erano considerati dai russi dei traditori, ed erano effettivamente dei traditori, perché eh, i cosacchi erano fedelissimi allo zar, sognavano la restaurazione dello zar, facevano parte della guardia dello zar, erano nemici dei nemici della Russia, come i polacchi, come i vicini di casa, insomma i bulgari, eccetera. E
I tedeschi approfittarono di questo loro status d'animo non segreto per approfittare di loro per portare, quando si ritirarono, no? Dopo Stalingrado, dopo l'assedio di Leningrado, come si chiamava allora Pietroburgo, no? Li portarono in Italia e li costrinsero a fare i lavori sporchi che non volevano fare loro. Tu sai, no? Che come accade in politica, il lavoro sporco si cerca di farlo fare sempre agli altri perché, e lo dice anche Machiavelli nel Principe, no? Lo insegna benissimo. Dice il lavoro sporco, cioè le esecuzioni, le condanne a morte, le vendette, eccetera, il principe non le deve farle fare dagli altri. E così fecero i tedeschi, perché i tedeschi non avevano nessuna voglia di andare nei boschi a combattere i partigiani, no? Avevano già grossi problemi di carattere politico e di carattere strategico, perché gli alleati erano già avanzati, nel 1944 erano arrivati a liberare Firenze, si stava costruendo, allora si stava edificando la linea gotica, no? La famosa linea gotica, quindi problemi di carattere di questo genere ne avevano già moltissimi e quindi non avevano nessuna voglia né di bruciare i paesi né di combattere i partigiani, e fecero fare il lavoro sporco ai cosacchi. Ma io già allora capivo, avevo 14 anni, io sono del 30, no? Quindi nel 44 avevo 14 anni. Io capivo che questo popolo di cosacchi che era venuto in Friuli e che aveva attraversato tutta l'Europa era un popolo particolare, era molto diverso dai tedeschi, perché erano venuti con le loro donne, con i loro figli, erano famiglie intere, avevano portato le loro carrette, i loro cavalli, appartenevano a una civiltà diversa, a una civiltà ancora contadina, arcaica, se vuoi anche barbarica, ma comunque erano molto diversi dai tedeschi, perché i tedeschi erano crudeli, diciamo, per sistema, per convinzione, per ragioni razionali, perché erano razzisti. Invece questi tali erano anche barbari e si macchiarono di barbarie piuttosto feroci in molti paesi del Friuli. Li bruciarono, alcuni paesi come Forni di Sotto, commisero molte crudeltà anche a Tarcento, a Vasinis, insomma. Però nello stesso tempo erano molto più umani dei tedeschi, perché rappresentavano una migrazione di popolo, avevano portato con sé la loro religione, in genere erano ortodossi, però alcuni di loro erano anche islamici, perché alcuni di loro venivano dalla Tartaria, venivano dalla Mongolia. Infatti i friulani li chiamavano i mongui, no? I mongoli, e quindi erano islamici, avevano dei cavalli enormi, cavalli sui quali io più di una volta, e anche mio fratello Romano, siamo saliti con un'emozione che non ti dico, no? Erano cavalli veramente molto più grandi dei nostri, quindi ci riempivano di meraviglia. E salimmo sulle loro carrette, li vedemmo che venivano in casa pieni di fame, no? Chiamavano mamma tutte le donne, tanto per cominciare, no? E chiedevano da mangiare perché erano affamati. E la gente naturalmente li detestava perché conosceva i loro delitti e li cacciava perché anche noi avevamo fame, insomma. E comunque io mi rendevo conto che erano un popolo del tutto particolare, insomma. Tant'è vero che poi a suo tempo me ne sono ricordato e ho scritto un libro su di loro, un libro che tu conosci, no? L'Armata di fiumi perduti. Venivano dal Terek, venivano dal Volga, venivano dal Don, venivano dal Donetsk, proprio i luoghi dove i nostri alpini
soprattutto quelli della Giulia, no? A noi particolarmente legati, avevano combattuto ed erano riusciti a liberarsi, erano riusciti, quelli sopravvissuti, insomma, a ritornare in Italia con enormi fatiche, enormi sforzi. Quindi tutte queste cose si legavano assieme e costituivano dentro di me qualche cosa che molti decenni dopo avrebbe finito per generare un libro che, insomma, credo sia uno dei miei più riusciti ed ha avuto anche il riconoscimento del premio Strega, che non è una cosa da poco e non è una cosa per tutti, no? Soprattutto in quei tempi, quando il premio Strega era sorvegliato da vicino da una vera scrittrice come Maria Bellonci, no? E, insomma, non lo davano così facilmente, doveva essere uno scrittore di livello, se no il premio Strega non si vinceva in quegli anni. C'era un attendamento di inglesi e di americani e io sono andato a fare da loro lo sguattero perché c'era molta fame in quei tempi lì, no? E io ho mangiato carne di cavallo cosacco, dei cavalli uccisi dai aerei inglesi che mitragliavano, no? Questi poveri diavoli che si ritiravano verso il passo di Montecroce. Ho mangiato carne di cavallo, ma ho mangiato moltissime cose che mi davano gli inglesi e gli americani, perché io andavo lì a fare lo sguattero, no? Perché le donne del paese erano andate, e allora si sapeva che c'era questa incredibile fonte di reddito, no? Andavi a servire a tavola inglesi e americani e loro ti davano quello che volevi, ti davano tè, ti davano zucchero, ti davano pane bianco, ti davano carne di agnello, ti davano di tutto, no? Non pagavano, questo no, però ti davano da mangiare, insomma, e siccome erano tempi terribili, no? I contadini friulani erano sfruttatori, cioè si vendicavano di un periodo secolare di sfruttamento, no? E facevano fare a mia madre una lezione ai bambini di scuola media per 2 uova, non so, per la farina per fare una polenta, insomma, erano terribili, no? E così io ho fatto anche lo sguattero degli inglesi e dire, ma non mi trovavo a disagio perché erano gente molto educata, no? Non ti faceva sentire che eri uno sguattero, eri uno che andava lì, insomma, li servivi a tavola, però loro ti compensavano in cambio, no? Poi ho ripreso a fare il liceo e alla fine del liceo c'era il grosso problema, no? Andare all'università, ma ci volevano soldi. Mio padre non li aveva e anche se aveva qualcosa non li voleva dare a me, insomma, perché erano soldi sudati. Tra l'altro mio padre era un essere molto strano, no? Faceva il sarto, mezza giornata, però aveva messo su anche una rivendita di legna. Faceva anche il venditore di legna, a quell'epoca si consumava molta legna per scaldarsi, far da mangiare, eccetera. E io e mio fratello lavoravamo tutta l'estate, andavamo all'università magari, però d'estate, invece di frequentare le balere, no? Segavamo e spaccavamo legna a tutto andare e d'estate infatti gli affari andavano molto bene. Era casomai d'inverno che languivano, no? Ma d'estate, insomma, c'era l'apporto di tutti i maschi della famiglia e quindi le cose andavano a gonfie vele. Però c'è il problema dell'università. Allora, 2 miei colleghi della mia stessa classe dicono, ma perché non facciamo il concorso all'Università di Pisa? Ma dico io, insomma, cioè, ne aveva parlato l'insegnante di italiano, ma dico è difficile entrare, no? Ci vuole... ma insomma, io ho la media dell'8, no? E dice, ma con l'8 media si può fare, no? E anche un altro aveva una media come la mia, insomma. E un terzo che insomma era di livello inferiore, però siamo andati in 3 di Udine a fare questo concorso e l'ho vinto. Alla normale, no? Eh? Alla scuola normale Scuola di normale di di Pisa, Pisa. sì.
E così ho cominciato abbastanza tardi. Ho cominciato soltanto dopo che avevo risolto tutti i miei problemi pratici. Perché io sono un friulano, ricordalo, no? Un friulano. Quindi il friulano non fa mai il passo più lungo della gamba. Io sapevo che che nessuno mi avrebbe mantenuto, che dovevo mantenermi da solo. L'avevo fatto con le borse di studio fino allora. Dovevo vincere una cattedra e dovevo mettere su famiglia, dovevo sposarmi, ecco, dovevo avere una casa mia. Allora avrei potuto dedicarmi a tempo pieno o comunque con impegno totale alla narrativa. E così ho cominciato a scrivere veramente, non dico a 30 anni, ma insomma almeno 27, così. Il primo racconto che io ho conservato è del 58, quindi io avevo 28 anni, e si chiama La casa di Coros, che poi ho inserito in un libro di racconti, un racconto che mi piace ancora, quindi vuol dire che avevo imparato il mestiere. I primi 3 libri, i primi 3 romanzi li ho buttati via, perché mi pareva che mi fossero serviti a imparare il mestiere. Cosa vuol dire imparare il mestiere di scrivere, secondo te? Vuol dire imparare tutti i possibili accorgimenti, insomma. Anche scrivere ha una parte che riguarda il mestiere, e tutti i mestieri si impara. Si impara a fare il fabbro, si impara a fare l'elettronico, si impara a fare tutti i mestieri, insomma. Anche lo scrittore ha una parte, diciamo, artigianale che io ho appreso e che credo di aver anche appreso bene. Infatti, insomma, io non do dei giudizi su me stesso, però ritengo di essere un buon artigiano della letteratura, ecco. Non ci sono errori nella mia narrativa, errori di natura artigianale, di natura ideologica. So raccontare le storie, so costruirle bene, so dare una struttura vincente, so usare il linguaggio, so queste cose fondamentali che servono a uno scrittore. Non sono mai stato tentato dall'avanguardia, perché ritengo che la letteratura in genere, come tutte le arti, siano molto legate alla tradizione. Naturalmente si evolvono attraverso i tempi, ma non in maniera radicale come pensano gli avanguardisti, perché dell'avanguardia ho un'idea mia particolare. Te lo spiegherò rapidamente, poi facciamo un'altra pausa. Secondo me l'avanguardia è anche un fatto necessario quando la letteratura minaccia di diventare routine e ripetizione. Quindi l'avanguardia può essere salutare, ma dopo un po' di tempo bisogna abbandonarla. Non si può essere avanguardisti per tutta la vita, poi bisogna ritornare nel solco della tradizione, ma con il vantaggio di aver conosciuto anche l'avanguardia, cioè di aver ammesso mentalmente la possibilità di cambiare. E infatti i miei libri per certi aspetti sono senz'altro moderni, rispecchiano la modernità, rispecchiano una certa cultura alternativa che io ritengo assolutamente necessaria nella modernità, e non sto neanche a dirti quale sia perché tu la condividi. La letteratura di tipo spiritualistico, la cultura di tipo spiritualistico, no? Perché i nostri tempi conoscono una sola, tra virgolette, metafisica, cioè la metafisica materialistica. Invece io, anche sulla base delle conoscenze della fisica moderna, ritengo che si possa essere tranquillamente spiritualisti, giustificati in questo anche dalle scoperte della fisica e dell'astrofisica. E così ho cominciato con gli anni a essere profondamente materialista, no? Spiritualista. Spiritualista. Il punto di vista etico non l'ho mai abbandonato, sono sempre stato molto legato all'etica cristiana e tuttora appare, insomma, in maniera molto evidente nelle mie opere, quindi non mi allontano mai
di molto dall'etica cristiana, e anche quando cerco di ammorbidirla un po', lo faccio con un senso fondamentale di sacralità. Per esempio, io sono abbastanza libero nelle cose dell'eros, le racconto liberamente, ma il mio eros non è mai perversione, è sempre qualcosa di sacrale, perché l'eros è una delle grandi forze della natura, no? E quindi lo considero sempre pensando a quello che è nella natura, a quello che è nel complesso della vita, no? E quindi rimane un fatto sacrale, fondamentalmente sacrale. Ci puoi parlare del tuo primo romanzo, il Prime di Sere o Il vento nel vigneto? Beh, diciamo che il primo romanzo in realtà è il quarto, perché prima ho scritto dei libri così come venivano, per imparare il mestiere, come ti accennavo prima, no? Perché anche questo è un mestiere, una professione che deve essere imparata perfettamente, perché c'è un ritmo da rispettare, c'è un linguaggio da decidere, c'è una struttura da organizzare, insomma ci sono molte cose. Ci sono dei personaggi da studiare e diciamo che io ho cominciato a sentire di esprimermi veramente quando ho iniziato a fare una scaletta preventiva, no? Prima credevo che si potesse scrivere un libro così avendo tutto in mente. In realtà in mente hai soltanto il caos che deve essere organizzato prima di cominciare la stesura definitiva. Così, insomma, ci sono 3 miei libri senza storia, buttati. E Prime di Sere invece l'ho conservato perché mi sembrava un libro che aveva una sua dignità letteraria e ho tentato anche di pubblicarlo. L'ho mandato a 3 editori, i quali non me ne hanno detto male, tutt'altro. E addirittura Rizzoli mi ha scritto una lettera che ancora conservo, che io non ho capito bene, perché mi proponeva di cambiare delle cose, eccetera. Ma io non l'ho inteso come una possibilità di pubblicazione, l'ho inteso come un rifiuto, e quindi il romanzo l'ho tenuto lì per 10 anni. L'ho scritto nel 60, ma fino al 70 è rimasto nel cassetto. E nel 70 è stato bandito un concorso per un romanzo friulano per la prima volta. Allora io l'ho non tradotto, ma rifatto in friulano, e infatti è molto più breve della versione italiana, e ho vinto il premio che era bandito dalla Società Filologica, l'ho pubblicato, eccetera. Era una storia breve, mentre quelle precedenti erano più lunghe, perché nel frattempo ero diventato anche un po' più furbo, o comunque un po' più esperto del mondo editoriale, quindi sapevo che era difficile pubblicare un libro grosso per la prima volta, no? E quindi ho fatto un romanzo breve o un racconto lungo, tipicamente friulano, ambientato in un'epoca in cui la civiltà contadina stava declinando, però era ancora importante, era ancora molto diffusa. Ho raccontato una storia vicina nel tempo, perché l'ho scritta nel 60 e la storia è collocata tra il 58 e il 59, quindi recentissima, no? E la storia così, che mi è nata, diciamo, di getto. Io mi ricordo che una volta andavo in bicicletta a trovare mia nonna che stava in paese, no? A quell'epoca mia nonna era ancora viva e sarebbe vissuta ancora per 15 anni. E così mi è venuta l'idea di raccontare la storia di un personaggio che fosse vissuto fuori del tempo e fuori dalla storia per parecchi anni. Ora, siccome non potevo fare come Irving, no? Quello scrittore olandese che ha raccontato la vicenda di Rip Van Wyk che dorme per 20 anni, no? Io non potevo rifarlo. Allora l'ho fatto dormire, ma in maniera molto penosa, in un penitenziario. Ho fatto di lui un assassino, no? Un assassino, diciamo, non dalla psicologia del delinquente,
ma uno che uccide è uno scatto d'ira, insomma. Tuttavia, sai, una volta non si parlava di raptus o di incapacità di intendere e di volere, insomma. Una volta gli assassini li pigliavano, li mettevano come minimo 30 anni in galera, però lui dopo 27 anni esce per buona condotta, ma per lui, per tutto questo tempo, il mondo storico si era, per così dire, bloccato, era vissuto fuori dalla storia. Tra l'altro, sai, a quell'epoca nei penitenziari non c'era la radio, non c'era la televisione, i rapporti col mondo esterno erano pochissimi, non c'erano permessi, non ti lasciavano andare a casa, se fuggivi e ti riprendevano la pena veniva raddoppiata, insomma, la situazione dei carcerati era molto diversa. E quindi questo Eliseo, che viene liberato per buona condotta dopo 27 anni, torna al paese e trova tutte le difficoltà di reinserirsi nel paese, che sono difficoltà di ogni genere, difficoltà economiche prima di tutto, poi difficoltà psicologiche, poi c'è il rifiuto dei suoi parenti, poi c'è la distruzione del suo passato, i suoi sono morti, vive soltanto una sorella, la casa in cui abitava è morta, nel frattempo c'è stata la guerra mondiale, poi in cimitero vede le lapidi di giovani partigiani uccisi dai tedeschi, insomma si rende conto di quello che è successo e per così dire ha una specie di indigestione della storia perché è costretto a recuperare tutto il tempo che ha perduto e di cui non aveva nozione storica nel tempo in cui era chiuso nel penitenziario, no? E quindi c'è un'esperienza di questo genere prima di tutto, ma c'è, diciamo, il problema esistenziale di colui che ha avuto la vita bloccata fino a 52 anni e siccome gli rimangono ancora decenni da vivere vuole recuperare proprio in forme esistenziali la propria esistenza sciupata. Diciamo che il Friuli gli ha fatto una buona accoglienza perché ha avuto 6 edizioni in friulane, di cui l'ultima è una ristampa della regione addirittura di 70.000 copie, quindi è un libro molto conosciuto anche nella versione friulana. Poi è stato pubblicato anche in italiano, ma dopo, per cui diciamo che dal punto di vista filologico appartiene alla letteratura friulana, perché è stato pubblicato prima in friulano, no? E quello che conta in queste cose è la prima edizione. La poltrona, che racconta una nevrosi, è stato per me un po' quello che la coscienza di Zeno è stato per Svevo. Svevo si è liberato dalla propria nevrosi proprio descrivendola, no? Raccontando la nullità e l'incapacità di realizzazione di se stesso di Zeno Cosini. E così si è liberato. E io raccontando, insomma, una nevrosi che non era la mia, era contraria alla mia, ma tu sai che i contrari si somigliano un po' sempre, no? Mi sono liberato da quella nevrosi e poi è cambiata, diciamo, anche la mia filosofia, perché io sono uno scrittore che ha forti esigenze, diciamo, di natura scientifica e di natura filosofica, anzi di natura metafisica, no? Evidentemente io mi sono riconciliato, per così dire, con l'essere, mentre gli scrittori moderni, molto spesso, no? Da Pirandello a Camus, a Sartre, a Musil, eccetera, litigano con l'essere, cioè non si adattano all'essere, non sono capaci di accettare il destino umano. Io invece ho piena consapevolezza che l'uomo è un frutto della natura, è un frutto della terra, è un frutto di quel tanto di divino che c'è nell'essere e quindi è giocoforza accettare la vita. O uno si uccide oppure accetta la vita così com'è, no? E insomma è inutile stare a imprecare contro la vita, maledirla, inventare per lei tutti gli insulti possibili come fanno tanti scrittori di oggi, no? Da
da Céline a Boris Vian a Sartre, cioè, insomma, io trovo che questa rivolta contro la vita è abbastanza inutile, perché o si è veramente in atteggiamento di rivolta nei confronti della vita e allora è meglio togliersela, no? Togliersi dai piedi, oppure la si accetta, una delle due. E quindi la mia filosofia dell'essere è un po' la filosofia delle religioni indiane o della religiosità asiatica, così in genere. E quindi sono passato a una filosofia di armonia con l'essere e quindi il tono della mia narrativa è completamente cambiato. È un tono ormai pacato, magari malinconico, a volte crepuscolare, anche doloroso, che rappresenta gli aspetti anche più negativi della vita, che non rinunzia alla realtà così com'è, che non si chiude nella torre d'avorio, però l'accettazione è evidente, no? I miei personaggi, almeno i personaggi migliori, i personaggi con i quali il lettore si può identificare, sono tali che accettano l'esistenza e quindi accettano anche i suoi lati negativi, li accolgono così con una serenità, diciamo, che è tra il buddismo e il cristianesimo, insomma, e forse anche l'ebraismo, non lo so, perché io sono stato suggestionato parecchio anche dalla religione ebraica, perché ho sempre avuto una straordinaria ammirazione per il popolo ebraico, perché è un popolo geniale, un popolo perseguitato, no? Quindi ha, diciamo, tutti i numeri per piacermi. Io sono stato un po' il cantore, anche epico se vuoi, dei popoli più sfortunati, no? Come quello cosacco, oppure quello ebraico, oppure quello istriano, no? Che ha dovuto abbandonare la sua patria, i suoi paesi, le sue città, o anche quello zingaro. Io ho raccontato anche la storia dell'unico popolo del mondo che non ha una patria, o la cui patria è dappertutto, no? E che in questo somiglia un tantino a quello ebraico, senza averne però, insomma, le qualità culturali, perché quello zingaro è un popolo che ha una tradizione soltanto orale, almeno fino a pochi decenni fa aveva soltanto una tradizione orale. E io ho raccontato la storia di uno zingaro che diventa stanziale, perché è anche questo un fenomeno dei nostri tempi, no? Della storia dei nostri tempi. Gli zingari finalmente non sono più perseguitati da questa specie di maledizione per cui non potevano fermarsi da nessuna parte, erano un po' come l'olandese volante, no? Oppure l'ebreo errante, hanno cominciato a fermarsi, sono diventati stanziali, hanno cominciato a esercitare dei mestieri, eccetera. E in questo credo di essere stato uno dei primi che ha raccontato un tipo di storia di questo genere. Per passare a un altro argomento, no, centrale, puoi spiegarci qual è la tua visione del mondo? Come lo intendi il mondo, la storia? Dunque, nei confronti della storia, io ho un atteggiamento duplice. Ho già detto, parlando di Eliseo, no, che io, del Ventre Vigneto, che ho una particolare simpatia per quei personaggi che sono un po' fuori dalla storia. Magari non del tutto, ma con un piede fuori e un piede dentro, insomma. Perché la partecipazione totale, appassionata alla storia, significa una partecipazione di tipo politico e anzi, peggio, di tipo partigiano. In genere chi è tutto calato nella storia, no? È un partigiano e non mi interessa a quale tipo di partigianeria appartenga, può essere la partigianeria progressista, partigianeria così comunista, marxista, eccetera, ma anche la partigianeria storicistica, anche
la partigianeria liberale, la partigianeria democristiana, partigianeria cattolica, eccetera. A me i partigiani non piacciono. Non piacciono perché la realtà è sempre molto complessa e per capirla meglio non bisogna essere partisan, né bipartisan, ma pluripartisan, cioè bisogna vedere la storia e le ideologie da molti punti di vista, perché tutti hanno lati positivi e lati negativi, no? Quindi il mio atteggiamento nei confronti della storia è di questo tipo. Non posso dire di essere un antistoricista, perché la storia è anche la memoria della civiltà degli uomini, no? Quindi non si può ignorare del tutto la storia, non si può darne un giudizio negativo, come fanno certi antistoricisti. Io, non essendo un partigiano, non posso neanche essere antistoricista fino in fondo, insomma. La storia come cultura, come memoria, come avanzamento della civiltà, come addolcimento dei costumi, come miglioramento dei rapporti umani, eccetera. Questo tipo di storia non può essere che oggetto delle mie predilezioni, insomma. Nessun uomo di buon senso e nessun uomo per bene può, come dire, considerarsi separato da questi aspetti della storia. Non può che essere conciliante o addirittura simpatizzante nei suoi confronti. Però, insomma, la storia ha lati anche terribilmente negativi, cioè la storia è anche una storia di guerre, una storia di violenze, una storia di sopraffazioni, una storia di esili, una storia di conquiste, una storia di imperialismi, una storia di razzismi, e tutte queste cose sono lontanissime dal mio carattere e non le posso accettare né poco né molto, insomma, quindi le rifiuto. E rifiuto anche e soprattutto, diciamo, quegli aspetti della storia che sono ripetitivi, perché molto spesso la storia è una ripetizione di fatti che sono già accaduti. Tutti i nazionalismi si somigliano, tutti gli imperialismi si somigliano, tutte le conquiste coloniali si somigliano, tutti i metodi che i vari popoli hanno usato per raggiungere determinati fini si somigliano. Quindi la storia è un po' come dice la Morante nel libro intitolato per l'appunto La storia, no? La storia ripete se stessa, ripete i suoi errori e ripete i suoi delitti. E questo lato della storia io non lo posso accettare e quindi non posso mescolarmi con esso, non posso partecipare alle passioni di coloro che costruiscono questi versanti della storia. Me ne tengo sempre lontano, quindi io non sono mai stato né razzista né nazionalista. Sì, forse un tantino quando ero ragazzo, insomma, c'era il fascismo, c'era la cultura fascista, qualcosa si orecchiava, ti restava per forza nella mente, no? Ma insomma, me ne sono liberato subito. Anzi, io ricordo sempre con dando molta importanza al fatto che quando ci fu il Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del 43, no? Che era la vigilia del mio 13° compleanno, no? Mussolini è stato accantonato, tu sai le vicende, è inutile che le racconti e che allunghi così questa chiacchierata. Tutti sappiamo quello che è successo. Per me è stato decisivo quel fatto, perché Mussolini, come per tutti i ragazzi che frequentavano le scuole, era un mito. E in quel momento si è mostrata la debolezza del mito e l'idolo si è spaccato in 1000 pezzi, no? Quindi da quel momento io non ho mai aderito a nessun mito storico. Guardo le cose con una certa, non dico freddezza, con simpatia, ma anche con distanza. Diciamo che io sono un po' la realizzazione, mutatis mutandis ovviamente, no?
del saggio spinoziano, insomma, che vede le cose sub specie eternitatis. E io non vedo soltanto la storia. La storia è un elemento della realtà, ma ci sono altri elementi della realtà che per me sono importanti quanto la storia. Per esempio la vita, per esempio la natura. La natura e vita sono un po' la stessa cosa, ma insomma sono distinguibili almeno dal punto di vista concettuale, no? Ho cominciato molto presto a dibattere problemi di natura metafisica, a chiedermi che cosa fosse la vita, come fosse nata, no? E diciamo che non sono stato mai convinto appieno né dalle dottrine darwiniane o lamarckiane, eccetera, perché sentivo che nell'evoluzione della nascita e nell'evoluzione della vita c'è Darwin, c'è la marcia, l'evoluzione, c'è la sopravvivenza del più forte, tutte quelle cose che la scienza ha dimostrato e nelle quali anche tu credi, ovviamente. Ma c'è qualche cosa di più. Diciamo, come direbbe l'economia moderna, non c'è un valore aggiunto. Quale sia questo valore? Io non ti so dire, insomma, c'è un mistero che noi possiamo dotare di una valenza divina, insomma. A un certo punto la vita, la natura, il cosmo, le leggi del cosmo, eccetera, sono elementi che ti danno la sensazione di un quid, di un mistero che noi spiritualisti avvolgiamo di un velo metafisico, insomma, ma anche religioso, anche sacrale, no? Perché non potrebbe essere diversamente. Io distinguerei due aspetti nelle religioni, no? Cioè l'aspetto etico e l'aspetto metafisico, l'aspetto dogmatico per quello che riguarda la nostra religione, eccetera. Dal punto di vista etico, io sono molto legato al cristianesimo, diciamo non al 100%, ma insomma al 95%, certamente la morale cristiana è una morale per me convincente, cui aggiungo, se vuoi, anche certe posizioni della filosofia moderna, come l'etica di Kant, la ragion pratica di Kant, no? Il tu devi, eccetera. Io sono uno che appartengo alla religione dei prussiani, no? Cioè tu devi e basta, insomma. Devi, anche se non hai giustificazioni di natura metafisica o teorica, eccetera, devi fare il bene e non ho neanche molti dubbi quale sia il bene e quale sia il male, perché credo che insomma questa difficoltà a distinguere sia un po' tipica dell'edonismo moderno, no? E uno dice ma non si può distinguere tra bene e male perché è una scusa per fare quello che è comoda, insomma. No, io non la vedo in questa maniera, perché è male quello che fa soffrire la gente sia fisicamente che spiritualmente, quello è male, no? E poi sarebbero molti corollari da aggiungere, ma insomma la verità fondamentale è questa qua. Quindi quello che dispiace al prossimo è quello che non fa piacere al prossimo, perlomeno alle persone per bene, perché ci sono anche i matti, gli svietati, i deformi e così via, no? E di quelli io non posso tenere conto, insomma, esistono e basta. Quindi l'etica delle religioni, l'etica del cristianesimo mi è molto affine, diciamo, così come certe posizioni etiche e morali anche delle religioni indiane, rispetto per la vita, per esempio, perché nel cristianesimo c'è rispetto per l'uomo, il concetto di persona umana, il concetto della fratellanza, dell'amore, eccetera. Però non c'è, o perlomeno non è sufficiente rispetto per la vita. La mia religiosità non soffre molto di questa situazione, perché io considero sacro la realtà nella sua totalità. Per me anche non so,
Aldebaran oppure Sirio o Orione o la costellazione di Ercole sono sacri perché appartengono all'essere e quindi sono in una posizione forse più induista e buddista o taoista che non cristiana, perché per me tutto è sacro, no? Mentre le religioni in genere e il cristianesimo in particolare tendono a distinguere questo è sacro, questo non è sacro, questo è il simbolo del sacro, questo non lo è. La chiesa è sacra, mentre fuori dalla chiesa, diciamo, nella piazza possono succedere anche fatti profani che non toccano la coscienza di nessuno. No, io sono dell'opinione che tutta la realtà in qualche maniera è sacra. E perché è sacra? Per due ragioni fondamentali. Prima di tutto perché è misteriosa. E una delle grandi fonti, no? C'è Bergson che ha scritto un libro sulle due grandi fonti della religione e una delle fonti, io credo, della religione sia il mistero. Poiché non sappiamo come stanno le cose, dobbiamo avere nei confronti delle cose, cioè nei confronti dell'essere nella sua totalità, un atteggiamento sacrale, un atteggiamento religioso, il mistero. La seconda ragione, che è ugualmente forte rispetto alla prima, è che noi facciamo parte dell'essere. Io non credo molto, sai, a certe forme di umanesimo storicista o dello storicismo marxista, eccetera, che ritiene che l'uomo sia il re del creato. L'uomo, certo, è dotato molto di più degli altri animali perché ha un intelletto capace di ragionare, di creare la scienza, di creare la razionalità, di creare la tecnologia e così via. Ha molte doti che gli animali o i vegetali non hanno. Ma questo non autorizza assolutamente l'uomo a definirsi il re del creato, perché è una creatura anche lui. Carlo, tu ti senti un romanziere antico, moderno? Si dice che tu, diciamo, sei più interessato all'epica. Che rapporti ha con la modernità? Se sono moderno, io ritengo di sì, perché uno è difficile che ammetta di essere uno scrittore superato dai tempi, no? Ma comunque io non credo di essere. Prima di tutto perché parlo di problemi eterni, problemi che non vanno mai in soffitta, vanno casomai in cantina, cioè si sprofondano nella parte più bassa del nostro inconscio o comunque della nostra razionalità, no? Ma sono lì e sono subito pronti a destarsi se c'è uno scrittore che sappia trarre delle suggestioni da questo substrato del loro spirito, della loro anima. Quindi un lato della mia modernità consiste nel fatto che sono un po' uno scrittore fuori del tempo, scrittore di problemi eterni, no? Scrittore così che non è difficile accantonarlo del tutto perché parla di problemi che stanno a cuore ad ogni uomo e a cui ogni uomo è sensibile. Non dico 24 ore su 24, ma insomma in certi momenti della giornata un barlume o un lampo, no? Di natura metafisica, di natura filosofica, un pensiero che riguarda la totalità dell'essere, tutti gli uomini, anche non colti, se lo pongono, perché appartiene alla nostra natura umana, non saremmo uomini se non ci ponessimo certi problemi. Uno scrittore che abbia della fantasia, uno scrittore che sappia inventare, uno scrittore che parta magari dalla quotidianità oppure da cose non straordinarie, no? Non vuole parlare di fantascienza oppure di viaggi interplanetari. Si possono trovare motivi di invenzione anche nella quotidianità. E io di queste invenzioni ne ho moltissime, no? E anche ricche di sapore, insomma, per cui la lettura dei miei libri è anche abbastanza sorprendente,
anche se il pubblico dei lettori mi ha voltato un po' le spalle, ciononostante io continuo a essere uno scrittore che meriterebbe di essere letto, insomma, se non altro per questa capacità di invenzione. E mi pare che prima ti accennavo al fatto, no, che alcuni critici hanno parlato di me come di uno scrittore che ha le sue radici in Sud America e magari in Marquez, ma per altri versi anche in Borges, perché Borges parla di problemi metafisici e inventa universi che non esistono, no? E anch'io faccio un po', e scrive la storia dell'eternità oppure la storia dell'infinito, e anch'io faccio un po' queste cose. No, non scrivo dei saggi, scrivo dei racconti, però queste tematiche ci sono. Così come la mia inventività a volte può ricordare quella di Borges, alcuni libri in particolare, per esempio La carrozza di rame, oppure Il patriarcato della luna, sono stracarichi di invenzioni di ogni genere, no? Prima a tavola qualcuno mi ricordava l'inizio della carrozza di rame, no? C'è uno che va a sposarsi con la carrozza, sono i primi del Novecento, no? Con la carrozza, però i cavalli hanno un misterioso disturbo durante il viaggio, si fermano e lui non sa come andare avanti, arriva tardi alle nozze, eccetera. Questa è già un'invenzione, insomma, che ti fa capire subito qual è la qualità del libro, no? Ricchissimo di invenzioni, pur raccontando una storia di 90 anni, quindi e mi sono fermato a 90 anni per rispetto nei confronti di Marquez, perché Marquez ha scritto Cien años de soledad, no? 100 anni di solitudine. Io ho detto, beh, no, non voglio imitare Marquez, non voglio arrivare mi fermo a 90 anni, no? Per umiltà, diciamo, nei confronti di Marquez. E ho raccontato 90 anni di storie che sono piene di invenzioni, non dico della genialità di Marquez, ma insomma degne di avere un pubblico di lettori e infatti quel libro lo ha anche avuto. Senti, Carlo, che ruolo ha il Friuli nella tua narrativa? Il Friuli io ce l'ho dentro, ho l'inconscio collettivo dei friulani, senza dubbio, ho l'atteggiamento dei friulani, mi piace lavorare molto, mi piace costruire qualcosa, sono un homo faber, sono legato molto anche alla sofferenza umana, no? E ho rappresentato nei miei libri anche i lati negativi del vivere, la sofferenza, la sventura creata dagli uomini oppure quella della natura. Però non sono uno scrittore catastrofista e non ho mai portato la catastrofe o l'apocalisse o la mentalità apocalittica in primo piano. Casomai è nello sfondo. Certo, noi viviamo in un'epoca un po' apocalittica perché non sappiamo neppure quale sarà il destino della Terra, quindi una vena apocalittica ce l'abbiamo naturalmente, anzi direi che questa è una delle ragioni della mia modernità, perché a differenza di tanti altri scrittori che si occupano di altri problemi e che non hanno questa componente, io invece sento quelli che sono i pericoli che assillano la storia e la civiltà contemporanea e quindi li ho rappresentati, ma non con il gusto del decadente e con il gusto del catastrofista, di colui che ha una mentalità apocalittica. Li ho rappresentati nello sfondo, però le cose in primo piano comunica piuttosto serenità che disperazione. E quindi io non sono un decadente, anzi sono uno che cerca di uscire dal decadentismo. E il mio decadentismo è paragonabile, non so, a quello del Pascoli, ma non certo a quello di Pirandello o a quello di Svevo o a quello di Sartre, a quello di Camus, a quello di Musil, eccetera. Perché è un decadentismo io non ho il gusto della distruzione, della fine delle cose, il senso della decadenza, no? Perché la parola decadentismo è molto chiara. Decadenti sono soprattutto coloro che hanno il gusto di rappresentare la decadenza. Non so, quando
un Edgar Allan Poe racconta la rovina della casa User, è un decadente, anche se è vissuto nel primo Ottocento, no? E anche se il decadentismo come epoca storica non era ancora cominciato. È un decadente come Thomas Mann, che parla dei Buddenbrook e della decadenza di una casa borghese, di una grande casata borghese, no? E Thomas Mann ha il gusto della decadenza, però è anche uno scrittore molto sereno, per cui io ho imparato molto da Thomas Mann. Come ho imparato da Marquez, come ho imparato da Borges, come ho imparato da Tolstoi, come ho imparato moltissimo da Karen Blixen, che per me è una scrittrice adorabile, come ho imparato molto da Tutti non friulani, però. Tutti non friulani. Tutti non friulani, sì. Insomma, qualcosa ho imparato anche dai friulani. Per esempio, la mia poetica dell'invenzione e della fantasia, io me la sono formata anche parlando con Maniaco. Maniaco ha un'ideologia molto diversa dalla mia, come tu sai, però è un lettore onnivoro e lui ha letto la Karen Blixen, grandissima scrittrice, prima di me e me l'ha consigliata, così come io ho consigliato a lui Marquez e sulle prime era un po' esitante, ma poi si è convinto che è un grandissimo scrittore. Così abbiamo fatto uno scambio di doni, per così dire, letterari, no? E qualche cosa ho imparato. Le ultime domande, no? Per Furlan. No? C'è rapporto con le lingue furlane e c'è il significato per te scrivi per Furlan? Beh, intanto un omaggio alla mia gente. Ma rivito a rispondi per Furlan. Come? Rivito a rispondi per Furlan. O tenterai, o proverai. Sì, prima di tutto scrivi per Furlan un omaggio fatto alla mente. Io ho legato alla mente perché io sai, i debis di natura biologica che hai verso di loro, no? E anche culturale, e perché insomma, ho sentito il dovere a un certo punto di scrivere anche per Furlan. Un omaggio che io ho fatto alla Mettiare, no? Per altri, insomma, la me Marilenghe non è il Furlan, è l'italiano, perché io ho sei fe di una mestre e fe di nipote di un nonno che insomma mi ha insegnato l'italiano prima di tutto, no? Mi dicevi anche dal Furlan, però la mia marilenga è l'italiano. E allora a me mi viene spontaneo di scrivere in italiano, non in marilenghe. Anche, disegni, di miece e anche una ragione pratica, perché se tu scrivi in Furlan ti dai di loro quando tu hai una fortuna che non finisce mai, no? Se tu scrivi in italiano, io sono stato letto, cioè hai venduto anche 300.000 copie di un libro, no? Di 2, di 3 e quasi anche di 4, no? E insomma, tra 10.000 e 300.000 è una certa differenza e io credo che uno scrittore scrive anche per gli sedette, non per figurati, biblioteche semiatri. E allora la mia scelta è la scelta dell'italiano. E certo, il Furlan e la civiltà furlana e la lingua furlana non la senti come che tu la senti tu, no? Le senti un po' di manco, però il Leam con la Mettiare io ho voluto manifestarlo in qualche maniera, lo hai fatto, ho scritto 2 romanzi anche in Furlan e come spero di scrivere, cioè anche un po' di salute e di vita, spero di scrivere il terzo, perché il numero perfetto è sempre 3 per noi cristiani, no?
Bene. Finisce? Sì. Anna Sì. Kumar. Ero un solitario, un contemplatore, immerso nei miei pensieri, un po' anarchico, vocazione piuttosto diffusa in Friuli, perché il motto della nazione friulana, l'antico patriarcato di Aquileia, è di Bessoi, ossia da soli. Già l'inconscio collettivo friulano agiva dentro di me, anche se non lo sapevo. Insegnavo cose letterarie e storiche ai figli dei contadini di Pozzuolo e di tutta la zona, e per raggiungere la scuola dovevo salire ogni giorno in corriera e recarmi in campagna. La natura era sempre stata il mio vero regno, il feudo del mio spirito, perché essa conteneva tutti i segreti della vita e della terra, le medesime forze creatrici che avevano formato me stesso. Ora, sempre più spesso, nel raccontare le mie storie ricorro a miti e archetipi che servono a dare al tempo un altro spessore e un'altra consistenza. Così il mito, l'archetipo, il sacro, la leggenda, la saga, la fiaba nel loro insieme ridanno al reale un volto poetico, come quando ogni fenomeno era spiegato con una favola suggestiva. L'arcobaleno, l'eco, la luce, il sole, la notte, i fiumi, le sorgenti, i fulmini, tutto aveva una spiegazione mitica e favolosa. Per me la pietà è il sentimento sovrano, il più vasto, il più giustificato, il più profondo. I miei personaggi, consapevoli d'essere come stranieri nel mondo, nel quale possono essere raggiunti da qualunque destino e in cui la morte è l'epilogo finale per tutti, sentono che una religiosa compassione per gli altri è il più alto di tutti i possibili sentimenti. Nelle donne, poi, questa pietas è sempre, più o meno, in rapporto con l'eros. No, abbiamo finito, È inutile restringere. Mi fa segno di restringere. Non abbiamo più nulla da restringere.